Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo, questo abbraccio dal sapore prettamente autunnale. Non vuole mollare la presa per buona parte della settimana, quindi ancora molta pazienza. Infatti con la mappa al suolo prevista per l'inizio della settimana possiamo vedere con la lettera H alta pressione presente in pieno oceano e poi sulla vostra destra sui settori più orientali, mentre nel bel mezzo c'è proprio un passaggio di perturbazioni che interesserà anche il nostro territorio per i prossimi giorni. Diremo che avremo dei giorni caratterizzati ancora da pioggia, infatti con la mappa delle precipitazioni già lunedì possiamo vedere precipitazioni un po' ovunque. Per quanto riguarda il nord-est possiamo dire che avremo delle giornate caratterizzate da tempo brutto lunedì e martedì e precipitazioni diffuse, quota neve in calo anche sotto i 1000 metri, mercoledì piccola pausa nella mattinata ma nel pomeriggio nuovo peggioramento, tempo più tranquillo giovedì. In sostanza continuerà questo tempo brutto, ci sarà un'ulteriore scorpacciata di neve sulle zone alpine e quindi questa fase sarà destinata a proseguire, forse una pausa giovedì, un nuovo peggioramento alla volta di venerdì. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti una discreta settimana visto almeno il tempo così capriccioso, se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.